Buonasera, buonasera e ben trovati con il nostro classico appuntamento con il Post TG. Oggi tanti gli argomenti da trattare, parliamo delle criticità in Friuli Venezia Giulia e vado subito a presentare la mia ospite di oggi, Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera e benvenuta qui nei nostri studi. Buonasera a tutti e a tutte e grazie Alessandro per l'invito. Allora, come detto, io sono partito subito a presentarla senza girarci troppo intorno perché sono tanti gli argomenti di cui dobbiamo parlare della riforma elettorale, della sanità, dell'immigrazione. In quest'ordine, nel senso che andiamo proprio a parlare della riforma elettorale perché è stato presentato un disegno di legge, il numero 15 per la precisione, in Consiglio regionale con due modifiche importanti relativamente all'estensione al terzo mandato per i sindaci e il calo della soglia dal 50% al 40% per l'elezione appunto a sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti. Che cosa può dirci a riguardo? È una riforma elettorale che non ci piace, ci è stata presentata qualche settimana fa, è una riforma che non ci piace nel metodo perché si tratta di un disegno di legge che è frutto del solo lavoro del potere esecutivo, della Giunta e non il frutto di un lavoro condiviso con le altre forze politiche. Nel merito perché introduce due importanti modifiche che a nostro avviso sono lesive della rappresentatività e dello stesso principio democratico. Il primo è l'estensione del terzo mandato ai sindaci da 1.001 a 15.000 abitanti. Perché in questo preciso punto voi non siete d'accordo? Per una nostra stessa impostazione interna, per cui ci siamo dati il limite del secondo mandato e questo perché la politica deve essere intesa come non come una professione ma come un servizio e soprattutto perché superando questo assunto perché il limite del terzo mandato funge anche da limite al che si perpetrati un eccesso di potere dato proprio dal governo di un territorio oltre 10 anni. Arrivando invece all'altra modifica siamo contrari e difendiamo la soglia del 50 perché consente al sindaco eletto con il 50% di avere una legittimazione più ampia. Il 40% determina un'instabilità amministrativa e quindi qualunque decisione assunta da quel sindaco non sarà la scelta della maggioranza dei suoi cittadini. Quindi per queste ragioni siamo contrari. Ma aggiungo un altro dettaglio. Avreste lasciato le cose come erano per questo punto? Sì, sicuramente le avremmo lasciate così com'erano, non sono in questo momento la priorità, i temi da affrontare sono altri, l'astensionismo, la disaffezione dalla politica e siamo convinti che questi interventi sartoriali per rispondere alle esigenze di qualcuno, probabilmente anche perché scotta ancora la sconfitta di Udine, per stessa ammissione anche dell'assessore Roberti, il quale ha detto che una delle motivazioni anche per evitare che si ripeta quella situazione sono state fatte queste due modifiche. Per noi sono delle modifiche che vanno nella direzione di salvare delle poltrone, di consentire di aggiudicarsene altre, ma non certo di combattere temi che ci sono più cari come l'astensionismo, anzi siamo convinti che avrà l'effetto proprio contrario. Contrario. Stava concludendo su un altro discorso? No? L'avevo interrotta? No. Ok, no, sa perché glielo chiedo? Perché riguardo a questo punto l'ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Capozzella, vi ha un po' bacchettati. È intervenuto, insomma, dicendo che sulla legge elettorale da parte, insomma, del Movimento c'è un po' di immobilismo. Andiamo a sentire allora quello che ha detto e poi ribattiamo e, insomma, la faccio commentare. Io non mi indigno di fronte a questo atto di imperio della maggioranza, anzi accettiamo la sfida. Il campo alternativo alla destra o alle destre deve accettare la sfida, non deve temere il 40%, anzi deve fare di tutto per coagulare una proposta politica e sconfiggere proprio questi qui che d'imperio hanno tirato fuori il 40%, cioè mangiargli il riso in testa, come si dice dalle mie parti, e accettare la sfida. A me risulta che il Movimento 5 Stelle, presente in Consiglio regionale, sia totalmente appiattito a una qualsiasi idea formulata da altri. Questa qui è l'idea di Mauro Capozzella, coordinatore del Pordenonese, e so che la base pordenonese è con me.
Quello che succede in Consiglio regionale a Udine è un po' dentro una bolla. Mi chiedo se quella bolla ogni tanto si apra per ascoltare opinioni diverse. Opinioni diverse. Prendo le ultime parole dell'ex consigliere Capozzella e le giro a lei. Quali sono, insomma, le cose sulle quali vuole controbattere? Insomma, se è d'accordo o non è d'accordo con quello con le accuse mosse? Ma più che accuse non... Sì, esatto, accuse è un termine forte, però con le idee... Allora, non parlerei di immobilismo rispetto a questa legge elettorale, ritengo che immobilismo sarebbe invece accettare passivamente questo disegno così come ci è stato presentato, anzi, riprendendo l'affermazione fatta da qualcuno, accettare la sfida per noi è inaccettabile perché riduce la rappresentatività, come ho detto, e pone delle situazioni che per noi non sono suscettibili appunto di essere recepite in nessuna maniera, né corrette. Quindi non è immobilismo, anzi immobilismo, come ripeto, sarebbe l'esatto opposto. Da parte nostra invece c'è una reazione a questo disegno di legge che non ci piace e questa reazione c'è ad ogni livello, perché la posizione che ho espresso non è soltanto del Movimento 5 Stelle qui in Friuli Venezia Giulia, ma è sostenuta ad ogni livello, perché anche a livello parlamentare i nostri deputati si stanno opponendo a questo disegno di legge, ma soprattutto si stanno opponendo ai teatrini indecorosi che sono stati messi in atto. Sono delle ultime ore le vicende che sono note a tutti, dell'emendamento presentato dalla Lega per eliminare il ballottaggio nei comuni fino da 15.000 abitanti in su, di cui Fratelli d'Italia ha chiesto che ne venisse fatto il ritiro. O ancora, come è accaduto? Sì, infatti, o ancora l'emendamento per il terzo mandato per i presidenti di regione, eccetera, eccetera. Ritengo che questa non sia una bella immagine della politica e soprattutto disaffezionerà ulteriormente i cittadini. Bene, direi che è stata chiara per quanto riguarda il primo dei temi che abbiamo, come detto, lanciato in apertura di questo post TG sulla riforma elettorale e le accuse, che appunto chiamiamo accuse ma sono ovviamente un termine un po' troppo pesante, diciamo, con le riflessioni fatte dall'ex consigliere Capozzella. La risposta della consigliera regionale Rosaria Capozzi, che adesso interrogherò su un'altra questione, ovvero il tema della sanità. Nelle scorse settimane, in questi giorni, si parla di questo tema, pochi medici, quei pochi sempre più anziani, fuga ovviamente di altri medici giovani all'estero, liste d'attesa infinite per le persone che devono prenotare anche esami importanti e che magari poi spesso devono rivolgersi al privato. Qual è la situazione in Friuli Venezia Giulia? Allora, la politica che sta conducendo l'assessore Riccardi rispetto alla sanità è una politica che anche in questo caso non ci piace, spinge verso il privato convenzionato che sta depauperando la sanità pubblica. Assistiamo costantemente a cittadini che sono in difficoltà. È una politica che non sta dando risposte nonostante gli investimenti anche ingenti. È una politica contraddittoria. E dico contraddittoria perché i dati di Agenas in questo sono implacabili, perché hanno evidenziato che paradossalmente in Friuli Venezia Giulia rispetto alla media nazionale c'è un esubero di medici e di infermieri. Allora la domanda è perché si ricorre al privato convenzionato? Se c'è un esubero. Esatto, perché si chiudono servizi. Ne sono un esempio il punto nascita di San Vito al Tagliamento, oppure i consultori di Trieste. I stessi cittadini si erano lamentati per quella chiusura lì. O ancora i consultori di Trieste, San Giacomo e San Giovanni, proprio perché c'è stato descritto che c'è una sofferenza da questo punto di vista, una carenza endemica di medici e di infermieri. Inoltre si ricorre ai gettonisti, che sono un'altra piaga di questa sanità regionale, e le regioni a cui si è ispirato l'assessore Riccardi, ovvero la
Lombardia e il Veneto stanno facendo marcia indietro, perché se questa metodologia poteva essere giustificata durante il periodo pandemico, non lo è adesso, perché è economicamente insostenibile, tant'è che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una mozione perché si ponga un tetto e si ponga fine soprattutto a questo metodo. Inoltre assistiamo ad esternalizzazioni di servizio, un altro esempio è il pronto soccorso di Udine, dove sono stati assunti medici argentini e dove si innesca il dubbio dell'equiparazione, dell'equipollenza di titoli. Abbiamo professionisti che lavorano a parità di condizioni, con differenze salariali o ancora a parità di responsabilità o comunque responsabilità similari con differenze contrattuali e dal punto di vista retributivo anche sensibili appunto differenze, e questo è disincentivante anche per chi opera in quel settore. Da parte nostra la soluzione è investire nella sanità pubblica, investire nei concorsi pubblici, perché sempre un altro paradosso della sanità regionale è quello per cui nonostante la carenza che ci viene sempre millantata di medici e di infermieri, anche se voi questa carenza ribadiamo che non la riscontrate. Io riporto un dato di Agenas. Certo. Agenas ci dice che rispetto alla media nazionale c'è un esubero. Allora c'è una contraddizione in termini. C'è un esubero da una parte e c'è un ricorso dall'altra invece a gettonisti, a esternalizzazioni. Aggiungo un altro dettaglio. Sempre Agenas ci dice che, o meglio, è emerso nelle ultime settimane che ci sono tantissimi operatori sanitari che sono ancora precari, e questo ci appare paradossale, perché se parliamo di un sistema dove c'è una carenza endemica di medici e di infermieri, ci appare strano che questi non vengano stabilizzati o comunque non gli venga offerta una prospettiva per il futuro. È un modo anche per incentivare e disincentivare le fughe verso il privato. Certo. Quindi la nostra formula è un po' questa, si deve cambiare rotta, perché questa non sta dando soluzioni, le liste d'attesa continuano a essere interminabili, c'è una fuga anche rispetto nelle altre regioni. Anche rispetto a questo Agenas ci ha offerto un dato che trovo particolarmente interessante. 10.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno deciso di non farsi curare nelle nostre strutture e di migrano in quelle delle regioni vicine. Ora, se il margine di 2.000 può essere accettabile, perché 8.000 è quel margine che ci dovrebbe far riflettere e quindi indurre proprio un cambiamento di rotta. Perché di questo passo avremo una sanità che finirà per essere sempre più povera dal punto di vista pubblico a scapito di un privato convenzionato che avrà il sopravvento. E si dice, scusi se la interrompo, appunto che la sanità sta diventando un affare per ricchi. È vero, per questo discorso qua. Perché i cittadini hanno difficoltà a fare le visite nelle strutture pubbliche e di conseguenza devono riversarsi su quelle private, ma non tutti hanno la possibilità economica di farlo. E per noi la difesa della sanità pubblica è un punto cardine, perché tutti i cittadini devono essere messi nelle condizioni di potersi curare e non subire diciamo, situazioni di inferiorità date dall'inferiorità economica. Assolutamente, assolutamente. Quindi chi ha soldi si cura, chi ha invece non ha tempo è costretto a rivolgersi dovremmo invertire al privato. Bisogna invertire questo paradigma. Assolutamente. Altro punto all'ordine del giorno, tema dell'immigrazione. Gli sbarchi sono triplicati, ce lo dicono i numeri. A livello locale, quali sono le critiche che lei muove? Particolarmente relativamente a Udine, poi noi abbiamo sentito tante voci di cittadini che sono anche un po' stupidi, situazioni che poi sono collegate al tema dell'immigrazione. Che cosa sta succedendo? Che cosa vuole dire a riguardo? Allora, il tema dell'immigrazione è sicuramente un tema complesso, non si può risolvere né in maniera ideologica né propagandistica. Abbiamo assistito a livello nazionale al fallimento totale sul tema dell'immigrazione da parte del governo Meloni, che quando era all'opposizione gridava al blocco navale, degli sbarchi navali, ma che erano infattibili sotto ogni punto di vista, erano una vera e propria truffa propagandistica, perché ce lo vieta proprio il diritto internazionale.
Oggi assistiamo infatti ad una situazione che è fuori controllo, gli sbarchi si sono triplicati e la soluzione è che si dovrebbe intervenire prima a livello europeo, rivedendo gli accordi di Dublino, dove si dovrebbe imporre che la ridistribuzione avvenga in maniera automatica e obbligatoria per tutti i paesi, e chi non accetta o comunque non rispetta le quote stabilite deve subire delle importanti sanzioni. Inoltre si dovrebbe intervenire nei paesi di provenienza, perché il problema va risolto alla base. Le faccio una domanda che è ovviamente una domanda ignorante dal punto di vista proprio specifico, però è la classica domanda che nei bar va di più. E allora, visto che noi siamo una TV che cerca di dare voce al popolo, io le chiedo: un classico cittadino legge il giornale, no? Gli sbarchi, perfetto, e la domanda che fa è: ma scusate, così come arrivano, perché non possiamo rimandarli indietro dove sono arrivati senza tante polemiche o quant'altro? Perché non si può fare? Perché è difficile, vanno garantiti dei diritti, vanno fatti degli accordi internazionali che in questo momento sono carenti. Arrivando invece al discorso locale, anche qui la situazione non è tanto diversa e muoviamo anche delle critiche nei confronti della giunta Fedriga, che era solita battere i pugni con chi era nei ministeri più significativi in tema di immigrazione, e adesso invece assistiamo ad un immobilismo di una giunta che è dello stesso colore politico del governo, e quindi c'è sempre stato negli anni un rimbalzo di responsabilità che adesso non può essere accettato, proprio perché parliamo dello stesso colore politico. Quello che accade nella nostra regione è questo: abbiamo tutte le strutture che sono sovraffollate, abbiamo un numero ridotto di persone che sono addette proprio a seguire queste persone che vengono da situazioni di grande disagio. Abbiamo una situazione indecente come quella del Silos di Trieste, dove vi è la negazione di ogni diritto e dove vi è ancora da parte della giunta Fedriga un certo immobilismo o una volontà, impossibilità a non voler intervenire. Arrivando invece alla situazione di Udine, abbiamo la questione dei minori non accompagnati che stanno destando qualche problema, soprattutto per quanto riguarda la struttura della Casa dell'Immacolata, dove gli stessi cittadini lamentano ormai situazioni quotidiane di disordine. Esatto, abbiamo dei numeri che non permettono una gestione ordinata, ma soprattutto non ci piacciono queste concentrazioni che sono socialmente insostenibili. Viene da sé immaginare che possano crearsi dei disordini, e la formula che per noi è l'unica percorribile è quella di rinforzare la rete dell'accoglienza diffusa, che permette di avere un'accoglienza sostenibile, un'accoglienza efficace, ma soprattutto che mira all'integrazione delle persone che arrivano in Italia per restarci. E qualcuno potrebbe controbattere dicendo: chi non vuole però integrarsi non si integra in nessun modo, neanche con l'accoglienza diffusa. Vabbè, ma questo è un luogo comune e non è questa la politica che si può affrontare. È chiaro che ci sarà sempre il singolo individuo che magari ha delle idee un po' alternative, che non vorrà integrarsi, ma chi arriva nel nostro paese è perché vuole fuggire da quello dal quale è partito. Certo. Ora probabilmente non vorrà neanche restare nel nostro paese, perché magari vuole raggiungere altri paesi. La maggior parte dei migranti che approdano nel nostro paese non vogliono restare qui, però non si deve perseguire comunque una logica di un'accoglienza, secondo me, anzi secondo la forza che rappresento, sostenibile, quindi non si può fare un'accoglienza indiscriminata, ma deve essere un'accoglienza circoscritta, e per essere circoscritta si deve intervenire, come le ho rappresentato, ad ogni livello. Perfetto, io direi che ha risposto prontamente a ogni tema, a ogni questione. Siamo in chiusura con questo nostro post TG. Grazie a Rosaria Capozzi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, per essere venuta qui a parlare con noi. Grazie a voi. Grazie a voi come sempre per averci seguito anche questa sera. Io vi lascio alla programmazione di TV12, vi auguro una buona serata.